Dialetti. Viva la... sono contento di essere qui da Milano. Ah sì, sei milanese? Perché non lo sapevi? Non lo sapevo, dai. Sono venuto qui in terra terronia, Sì. giusto per incontrare 4 terroncelli. Sì. Però mi fa piacere, dai. E io ho sempre parlato male della Sicilia, no? C'avevo un amico giù in Sicilia, gli ho fatto vedere una scatoletta di pillole blu. Sì. E lui mi ha detto, ma cos'è che sono? Gli ho detto, è il Viagra. Dice, cosa fa questo Viagra? Mi ha detto sto Terroni. Ha detto che a letto diventi potentissimo, 1, 2, 3. Lui mi ha guardato e mi ha detto, cioè praticamente io ho un calmante. Ma come? Come un calmante? Va bene che i siciliani sono focosi, però... vedi Marina come ride, Fiordaliso come ride. No. Dai. Allora, E poi... Sì. Io l'ho sempre fatto, quindi ricominciamo da quello, il Giro d'Italia non con la bicicletta, il Giro d'Italia del sorriso in barzelletta, partendo da Torino, 2 amici si incontrano, uno fa all'altro, ma lo sai che mia sorella si è rotta una gamba, ne? Pulla troia, non ho l'altra. No! Ma per favore. A Milano... Vabbè, Torino, A dai. Milano il marito torna a casa e dice alla moglie, Berta, cosa compri il reggiseno se non c'è niente da mettersi dentro? Uè Remigio, se per questo pure tu porti le mutande. Va bene. Chi la fa l'aspetti, non mi dire. Va bene. Siamo ancora, voglio dire, non... No, va benissimo, vai, tranquillo. Ci trasferiamo a Firenze, dove due amici non si vedono da tanto tempo. Finalmente si incontrano, sono vecchietti, uno gli fa all'altro Giovanni. E che è successo? Una vita non ti si vede, dove tu sei stato? Lasciami stare, sono stato male. Che ti hai avuto? Un trombo. Un trombo neanche io, ma sono contento uguale. Va bene. Da Firenze ce ne andiamo a Roma. A Roma un signore entra in un ristorante, questo è proprio stupido, il cameriere gli si mette davanti e gli fa buh. Ciao, che stai a fare? Apparecchio. Da Roma ce ne andiamo in Sardegna, i cugini sardi. Voi sapete perché esiste ancora la pura lana vergine? Perché ci sono ancora pecore più veloci dei pastori in Sardegna. No, vabbè. I sardi ci perdonino. In Sardegna nello zoo di Ozieri ci sono una coppia di gorilla che sono l'attrazione di tutti. Un giorno il gorillo maschio muore e la gorilla si intristisce. Allora una delegazione va dal sindaco, dice che questa situazione non può durare, abbiamo bisogno di un gorillo. Ce lo so, però un gorillo dall'Africa ci costa troppo. Voi vedete se è il figlio di Mariello, Gavinello. Per 1.000 euro ci sta con la gorilla, tanto è piccolo, peloso. Lo rintracciano nella barbaggia. Dice, Gavinello, dimmi, tu per 1.000 euro ci andresti con la gorilla? Dice, io ci posso pure andare, però 3 cose devono essere chiare. Che dici cosa? Primo, non lo deve sapere nessuno. Secondo, anche se è un animale, pretendo un letto comodo. E terzo, che se questi 1.000 euro ve li posso dare a poco è meglio. No, Gavinello. Vabbè. Andiamo avanti. Dove andiamo adesso? Andiamo a Napoli. Napoli, Campania. A Napoli ci sta uno che va da un'agenzia di pompe funebri e gli dice... guardi, è morto mio nonno, proprio ci volesse fare un funerale degno perché proprio ci ha lasciati i sordi, no? C'è una cosa giusta. Guardi, abbiamo questa cassa in massello di rovere, ciliegie, con aria condizionata, televisori e cristalli liquidi, in caso di morte apparente. Quanto costa? Dice, questo viene proprio perché lei 5.000 euro più IVA. Dice, no, guarda, mi pare un poco troppo caro, se potessimo trovare qualche cosa di più ridimensionato fosse meglio. Dice, sta cascia non è proprio rovere, insomma, un mezzo legno.
Non ci sta l'aria condizionata, c'è la palavortice. Invece del televisore a cristalli liquidi ci sta un giornale. Però sempre c'è quanto costa? 3.000 euro più. Dice, no, ma pare sempre un poco troppo caro, noi avessimo trovato qualche cosa veramente di più ridimensionato. E in sta cascia rabete, che la morte sta una fedecchia. E quanto costa? 500 euro. Mi pare sempre un poco caro. Ci portasse un morto che ci montammo i manigli in dei orecchi. Da Napoli dove andiamo? Da Napoli ce ne andiamo in Puglia. Puglia, bene, siamo al sud. In Puglia la moglie si dice al marito: uè Salvatore, non ti scordare che per quest'anno è il mio compleanno, perché ti faccio dormire fuori. Il marito si scorda che è il compleanno della moglie. All'ultimo momento dice: cosa ci compra questa iena? Cosa ci compra? E l'unico negozio che trova aperto è un negozio di animali. Dice: io ci avessi fatto un regalo a mia moglie che fa un compleanno, che mi ha minacciato. Dice: guarda, abbiamo il barboncino nano. No, dice, perché poi fa puzza per casa. Dice: non è il caso. Dice: allora guarda, abbiamo questa rana brasiliana che sta andando a ruba. Un ranocchio. Dice, ha dei colori. Mi dia un ranocchio. Si mette la scatola del ranocchio in macchina e va verso casa. Dalla scatola del ranocchio, boom, 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 po! Mentre che lui guida. Ciao! Oh! Ranocchio! Oh! 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 Aspetta, amore, che mo arriviamo. Appena arriva a casa, la moglie è inviperita. Adesso sai cosa fa? Tu e questo ranocchio spari dalla mia vita. Oh! Non tocca un ranocchio, sa. Che quando questo impara a cucinare, tu te ne devi andare. Dalla Puglia ce ne andiamo in Calabria. In Calabria c'è un signore che soffre di alitosi. Quando respira fa cadere i moschi, capite che cazzo? No? Allora questo va da un medico e dice: vediamo, dia una fiatata. E lui: a lei c'è scoppiata una fogna in bocca. Lei è il classico alito che noi uomini di scienza definiamo di merda. Lei con un normale colluttorio non risolve il problema. Qua si deve ingerire 5 litri di pino silvestre Vidal. E forse che sciacquando le budella qualche cosa cancia. Questo essere si beve 5 litri di pino silvestre Vidal. Incontra un suo amico e gli fa: Totò, se ti do una fiatata, tu che senti? Ci vediamo, fiata. È come se qualcuno avesse caccato sotto un pino. Dalla Calabria arriviamo nella nostra amata terra. Approdiamo, Sinagria, Sicilia, dove abbiamo l'imbarazzo della scelta, perché voglio dire, mi piace ricordare una barzelletta che ha sempre fatto ridere, sentita e strasentita, ma siccome mi appartiene, in quanto 12 anni fa ho avuto un incidente e sono rimasto offeso nella deambulazione per i nobili di pensiero, per i volgari di pensiero sogno sciancato. Sì. E gli sciancati non sono tutti gli stessi, perché gli sciancati hanno questo di bello, che ogni sciancato personalizza la propria sciancataggine. C'è chi sale, c'è chi scende, c'è chi tira a destra, c'è chi tira a sinistra. Io li ho definiti in 3 grandi categorie, e lo sciancato prepotente, avaro e titubante. L'avaro cammina così: questo è mio, questo è pure mio, questo è sempre mio. Il prepotente cammina: levati di qua, levati di qua. Il titubante è l'eterno indeciso: questo lo metto qua. Allora, ogni sciancato ha la sua camminata. A Catania ce n'è 3, uno diverso dall'altro. Non respira più. Marina non respira più. Perché
Perché lui è un esperto, capito? Lui ha detto, siccome è sciancato pure lui, perché ha avuto un bruttissimo incidente, Sì, quindi sì. ringraziamo Dio perché si poteva andare anche piedi. peggio, però insomma lui è un esperto, quindi questi sono 3 modelli diversi. 3 modelli. Va bene, sì. Però varianti ce ne sono tante, cioè questi sono le 3 grandi famiglie, gli insiemi, poi ci sono i sottoinsiemi, cellule impazzite. A Catania ce n'è 3, uno diverso dall'altro. Il primo, quando cammina, pare che abbia i spincoli su te per. Il secondo, ci devono fare la convergenza a destra. E non capisce perché cammina ma torna sempre al punto di partenza. Il terzo c'ha la frenata incorporata con movimento di spalla annesso. Ci pare nella macchina a mare. Cioè, dove devi andare? Ti hai guardato allo specchio? Quando camminiamo sembriamo ferro, chiumo e cagazzo. Se tu te ne vuoi andare a mare? Ma noi non è che ci dobbiamo passare il tempo a passeggiare, ci stendiamo sulla sabbia, ci prendiamo il sole. Chi se ne accorge stessi che siamo sciancati? Ma lo sai che la testa funziona? Andiamo a mare, bella e se ne vanno a mare. Appena arrivano stesi. Dopo 3 ore avevano cambiato colore. Il sole li aveva trasformati in melanzane violette. Passano 3 ragazze bellissime, una gli fa: ragazzi, venite a fare il bagno. Connuto, te l'avevo detto, stiamocene a casa. Ora così azza. Non ti preoccupare, nella vita ci vuole fantasia. Si alza il primo, che cadda questa rena. Il secondo, e gli è pure china di puttusa. Si alza il terzo, ma che ci sono io che un moglio. Massimo Spada.